Analisi di filiera tra cambiamenti di modelli produttivi e nuovi bisogni di metalmeccanica, moda e sport system. Questi temi trattati al convegno che si è tenuto venerdì 14 aprile a Mestre e che ha presentato uno studio in collaborazione tra Confartigianato Imprese Veneto e Nomisma. Vediamo. Oggi come Confartigianato Veneto abbiamo affrontato questo tema delle filiere, che è un tema di grandissima attualità. È un tema che sta portando a un interesse enorme per quanto riguarda tutta la filiera della meccanica, ma non solo. Questo incontro viene a seguito anche di un accordo che abbiamo fatto come Confartigianato Vicenza qualche giorno fa con Confindustria, ma è anche ripetibile su altre categorie tipo la moda, lo sport system, l'oreficeria e tante altre filiere. È un tema che dà la possibilità a crescere il nostro aspetto economico territoriale, ma soprattutto dà la possibilità alle nostre aziende di innovarsi e di essere competitive all'interno di mercati dove questa evoluzione sta portando a una crescita importante con dei dati che oggi sono stati raccontati ai nostri imprenditori. E questo ci fa ben sperare per il futuro, perché sarà veramente l'investimento che verrà fatto da parte delle imprese sulla filiera che darà la possibilità alle nostre imprese di crescere e di essere supportate per quanto riguarda l'economia per il prossimo futuro. La ricerca è molto articolata e abbiamo pochissimo tempo, quindi con le due cose principali. La prima, come stanno cambiando le relazioni fra le imprese dentro la filiera, e la seconda, ancora più importante, la questione del personale, della ricerca del personale. Questo è un tema importante che riveste anche la formazione, e non a caso la seconda parte di questo convegno è dedicata all'Academy e via dicendo, quindi nuovi strumenti formativi per le competenze dei giovani e non giovani nelle nuove imprese di Industria 4.0. Oggi la scatola, il contenitore regionale per certi tipi di policy può essere troppo piccolo, quindi è bene da un lato ragionare ad esempio il polo del nord, Emilia, Veneto e Lombardia, e dall'altro su certe questioni, per esempio i microchip o le catene di approvvigionamento, lì addirittura la questione è europea. Quindi non possiamo ragionare più solo a riserva indiana, perché anche se la produzione locale, come lei dice, si è ricompattata, la catena è globale. Emerge il quadro di 3 filiere estremamente diffuse sul territorio veneto: la filiera della meccanica con oltre 18.000 imprese artigiane, la filiera della moda con quasi 8.000 filiere artigiane in regione, la filiera dello sport system con 612 imprese artigiane, imprese che hanno evidenziato delle forti peculiarità a livello di nuove gestioni e nuovi ostacoli anche a cui le istituzioni possono dar risposta. Fra tutti i principali ostacoli, le difficoltà, quelle della ricerca di personale, che è uno dei grandi temi per le nostre filiere. Per altri contenuti video cliccate i riquadri qui a fianco, e per non perdervi i nuovi contributi iscrivetevi al canale. Grazie per la visione.